Che per loro è spettacolo, quindi far vedere lo spettacolo anche in queste maniere, naturalmente in maniera soft, però per loro è una cosa molto, molto sentita, sono state molto contente. Loro sono le attrici che sabato e domenica prossimi vestiranno i panni delle signorine per il maschio piacere a pagamento delle case chiuse. E probabilmente in questa storia, che fa rivivere il mestiere più antico del mondo quando era regolamentato dallo Stato, saranno anche le uniche ad uscirne senza polemiche, che invece stanno travolgendo gli organizzatori, ma anche Kasugana che ha dato il patrocinio all'iniziativa. Portare le prostitute in piazza ha sollevato gli strali dei ben pensanti, al punto da richiedere al comune il vietato ai minori, non tanto per lo stand fisso del sabato, quanto per lo spettacolo di domenica sera, quel burlesque che pare stia già agitando gli ormoni dei più giovani. È proprio per questo il sindaco Conte ha chiamato a rapporto organizzatori, vice sindaco e comandante della municipale. Il messaggio è stato chiaro: evitare ogni eccesso, compresa la ressa, per ammirare i sensuali virtuosismi delle meretrici, seppur per finta. Qualcuno si sta facendo anche delle strane idee, non ci sarà nudità, non ci sarà volgarità, non ci sarà nulla di tutto questo, sarà semplicemente una ricostruzione storica, soprattutto dei costumi tipici che sono molto meno sexy delle showgirl attuali che si vedono tutte le sere in televisione. Qualcuno obietta che il reale è comunque più eccitante del virtuale, soprattutto per quelli che Gentilini chiama i giovani virgulti, ma Conte è categorico: nessun divieto, soprattutto per i giovani. Tranquillizzo tutti, saranno spettacoli che non ci saranno divieti per i minorenni, perché non ci sarà nulla di volgare e non ci sarà nulla nemmeno di troppo spinto da un punto di vista sessuale. Si capisce comunque quanto sia difficile per il sindaco gettare acqua sul fuoco dell'erotismo, soprattutto in una marca che universalmente è considerata gioiosa e tamorosa, e pensare che non siamo nemmeno alla vigilia dello spettacolo. Tranquilli che non siamo impazziti tutto d'un tratto, ma ci sarà semplicemente questa ricostruzione storica che sarà anche molto simpatica.